Si tratta di 500 volontari, di 500 quindi uomini e donne che supportano i vigili del fuoco, il corpo forestale, ma anche i sindaci, non solo nelle attività di spegnimento degli incendi, ma anche nell'attività di pattugliamento del territorio, quindi attività preventiva che proprio fanno anche da deterrente agli incendiari. Ricordiamo che gli incendi hanno raramente cause naturali, sono appiccati da persone, o piromani o incendiari, quindi, o malati o delinquenti. E spesso la presenza del volontario con la sua divisa gialla, arancione e rossa funge da deterrente. Qui sono presenti due volontari che autonomamente, spontaneamente hanno contribuito ad arrestare un piromano e il piromane è stato già condannato per direttissima e si tratta di un dipendente comunale, di un comune del Messinese. L'hanno fatto loro spontaneamente, a testimonianza che la battaglia contro questi delinquenti si può vincere con una grande azione della cittadinanza, dei cittadini. I cittadini a presidio del proprio territorio e i volontari sono i primi cittadini, quelli che riconoscono quindi anche questo loro compito, manifestano questa loro volontà di collaborare con le istituzioni come cittadini attivi. Si chiama cittadinanza attiva, mi piace chiamarla così, e quindi oggi è anche una giornata per riconoscere il grande sforzo fatto da questi volontari che, ripeto, nulla chiedono e nulla hanno come retribuzione, hanno solo un rimborso spese, e quindi è giusto che questa giornata sia anche un momento di riconoscimento della loro attività. È una giornata in cui consegneremo gli attestati di formazione, 500 volontari formati, quindi altri ne saranno formati, e ritengo che sia giusto in questa Sicilia dare atto che qualcosa funziona e funziona bene.